L'unica certezza da sottolineare è che fortunatamente il contagio nell'isola è ancora sotto controllo, con il dato attestato a quota 3.072 e 141 i contagiati della settimana scorsa, ma tutto è comunque sotto controllo. A fine giornata, infatti, la dirigente generale dell'Osservatorio epidemiologico di Liberty che striglia le aspe sulla comunicazione dei dati Covid-19 e l'ASP di Siracusa contesta l'ultimo bollettino della regione, una simpatica ed ordinaria disorganizzazione purtroppo tipica dalle nostre parti. La regione dunque invia in serata il primo bollettino dettagliato per provincia dopo l'errore dei dati su Palermo e Siracusa, che subito dopo spiegano l'arcano. Il dato regionale attribuito alla provincia di Siracusa non trova riscontro negli archivi informatici delle ASP di Siracusa, né tra i dati trasmessi da questa azienda sulla piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità. È probabile che l'attribuzione alla città aretusea possa essere scaturita dalla decisione da parte della regione di modificare i criteri di attribuzione. La dirigente ha diffidato le ASP a inserire tutti i tamponi sulla piattaforma regionale e su quella dell'Istituto di Sanità e ha annunciato alle aziende che ogni giorno verranno fatte delle verifiche tra le differenze tra le due piattaforme con la precisa direttiva di prendere provvedimenti. Storie di ordinaria amministrazione che creano solamente confusione, ma fortunatamente per l'isola la crescita del contagio è ancora sotto controllo.